È stato un Natale difficile, è stato un Natale diverso per tutti. È stato un Natale difficile però soprattutto per chi lavora o per chi è ricoverato in ospedale. Anche ieri 5.000 contagi in Veneto, quasi 100 persone che non ci sono più, sono 6.000 le persone che non ci sono più in Veneto dall'inizio di questa pandemia. È evidente che si tratta di una situazione che non è più in alcun modo accettabile. Anche oggi il presidente Zaia ha utilizzato lo stesso schema, lo stesso stile che sta usando ormai da settimane, da quando il Veneto ha incominciato a essere in testa ai contagi, e cioè cercare motivazioni, spiegazioni, giustificazioni, cercare di dare l'idea che in fondo la situazione sia grave, ma, ecco, sia grave ma non funziona più. Prima era il numero di tamponi, poi è stato il numero del rapporto tra i tamponi fatti e positivi, oggi è sì ma la variante inglese, la variante veneta. Il punto non è più cercare il ma, cercare il però, è una presa di coscienza forte, chiara, che il Veneto rischia sempre di più di diventare la Lombardia della seconda ondata. Per cui il decreto legge prevede alcune restrizioni, la zona rossa, la zona arancione che tutti noi conosciamo, ma è un decreto applicato su tutto il territorio nazionale, anche in regioni in cui il virus sta battendo molto meno forte in questa fase. Per cui da un lato serve assolutamente un'attenzione in più da parte di tutti i cittadini del Veneto nell'essere rigidi e nell'osservare le norme, dall'altro servono messaggi chiari da parte della politica, in primis del Presidente, che deve dire con forza, con chiarezza, che la situazione in Veneto è più grave che da tutte le altre parti d'Italia, e anche iniziare a pensare, lo vediamo nei prossimi giorni con i dati che arriveranno, se in Veneto non servono restrizioni diverse, non servono restrizioni più forti, perché le maglie del decreto legge con tantissime deroghe consente oggettivamente di spostarsi, di muoversi, di fare tutta una serie di cose che stiamo vedendo e che vediamo in questi giorni. Per cui se davvero vogliamo evitare che il Veneto vada in lockdown, non in zona rossa ma in lockdown, cioè in blocco totale, reale, dopo le vacanze invernali, dopo le vacanze natalizie, che è un rischio che corriamo, in questo momento serve da un lato un messaggio chiarissimo da parte del Presidente Zaia, che deve dire e prendersi la responsabilità di dire che oggi il Veneto è il grande malato d'Italia e che per questo serve da parte di tutti, un'attenzione ai comportamenti assoluta, e dall'altro che si incominci a capire con attenzione se davvero le misure prese fino ad oggi bastano o se ne servono di ulteriori. Per quello che è possibile, buone feste a tutti.